TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha adottato il decreto con cui viene proclamato il lutto regionale per la scomparsa di Papa Francesco. In segno di cordoglio è stata disposta l'esposizione a mezz'asta della bandiera della regione del Veneto in tutte le sedi istituzionali centrali e periferiche, nonché presso gli enti strumentali regionali. Con profondo rispetto e riconoscenza, dichiara il presidente Zaia, il Veneto si unisce al dolore del mondo per la perdita di una figura straordinaria, punto di riferimento spirituale e morale. Alle ore 17:38 di ieri la centrale operativa del 118 informava i militari dell'Arma dei Carabinieri che i sanitari erano intervenuti in via Piter 1 a Quinto di Treviso per soccorrere un ragazzo di 20 anni caduto mentre faceva cross con la moto in un terreno privato di un suo amico. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto è intervenuta la stazione dei Carabinieri di Zero Branco per i rilievi del caso. E sempre ieri, a Maser, si è verificato un incidente tra due motociclisti. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'eliambulanza. Sono giunti anche i carabinieri delle stazioni di Pederobba e Volpago per eseguire i rilievi. È successo in via Tiziano, nei pressi di un campo di proprietà del genitore di uno dei due coinvolti. Si tratta di due giovani di 21 anni, entrambi di Maser. Si sono scontrati frontalmente mentre stavano facendo evoluzioni all'interno del campo. Le condizioni dei due centauri non sarebbero particolarmente gravi. Cambiamo argomento, parliamo di sport con il volley femminile. Il nono sold out stagionale al Pala Verde accompagnerà la Prosecco Doc Moco stasera alle 20:30 in gara 3 delle finali scudetto contro la Numia Vero Volley Milano. Dopo le due vittorie dei primi due episodi della serie, oggi è il primo dei tre match point tricolori per le Pantere. Capitan Wallace e compagni hanno vinto gara 1 in un Pala Verde esaurito con il punteggio di 3-1. Mentre sabato scorso, davanti a oltre 12.000 spettatori dell'Unipol Forum di Assago, le Pantere hanno battuto le Meneghine 3-0. Eventuale gara 4 si giocherà venerdì 25 aprile alle ore 18 in casa di Milano. Prima dell'inizio del match verrà osservato un minuto di silenzio per Papa Francesco, 266esimo pontefice della Chiesa Cattolica, scomparso ieri in una giornata di lutto per tutti i fedeli del mondo. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.